Eccoci ancora insieme, buonasera a tutti e benvenuti a Osservatorio Akragas, è la quinta puntata. Vi presento subito gli ospiti. Sono qui in studio con me il direttore di scrivolibero.it, Francesco Cristian Schembri. Ciao, Grazie, benvenuto Francesco. buonasera. E poi il direttore di Infoagrigento.it, Grazie, Mauro Indelicato. Ciao Mauro, buonasera a benvenuto. tutti. Grazie a te. Per Forza Akragas il collega Gaetano Di Caro. Ciao Gaetano, benvenuto. Ciao Davide. E poi due amici di Osservatorio Akragas, due grandi tifosi dell'Akragas, Franco Brucoleri. Ciao Franco e benvenuto. Ciao Buonasera. Davide, un saluto a casa. E saluto anche Roberto Arnone. Ciao Ciao Roberto, Davide. benvenuto. Ciao Davide, anche grazie a te, dell'invito. Osservatorio Akragas su Teleacras. Allora, tanti gli argomenti che tratteremo questa sera. Ovviamente non vi sono in studio dirigenti o giocatori dell'Akragas perché sono in silenzio, sono concentrati sulla prossima gara di campionato, ovvero la sfida contro la Paganese in trasferta, la prima di due trasferte consecutive per la formazione bianco-azzurra, molto importanti per la classifica. Ma l'argomento del giorno sono le dimissioni del presidente onorario, il maggiore azionista dell'Akragas, Marcello Giavarini, che ha deciso di lasciare l'Akragas per svariati motivi. Ne parliamo in studio con i nostri ospiti. Comincio con il collega Schembri. Le dimissioni, il disimpegno economico da parte di Marcello Giavarini, le tue considerazioni? Beh, non può che lasciare stupiti questa decisione, perché l'impegno di Giavarini in questi anni per l'Akragas è stato massimo, nonostante le critiche da parte di una parte della tifoseria. Bisogna dare comunque merito alla dirigenza, a Silvio Lessi, a Giavarini, a Peppino Tirri, che comunque il loro impegno è stato per questa società massimo. Ricordiamo che grazie a loro se l'Akragas oggi può giocare contro il Lecce, contro il Foggia, contro il Catania, squadre di primo livello, in una categoria quale quella della Lega Pro che l'Akragas, è bene ricordarlo, non disputava da decenni. Quindi comunque non può che lasciare l'amore in bocca questa decisione di Giavarini. Te l'aspettavi? Beh, onestamente me l'aspettavo, ma non ora, quindi nella tempistica sinceramente non mi ha lasciato un po' stupito, però devo dire che alla fine anche le sue considerazioni, ho letto bene anche la sua lettera di ieri in cui appunto dava questa sua decisione, e devo dire che in parte la condivido, in parte no. Mauro Indelicato, anche a te chiedo sulle dimissioni, il disimpegno economico da parte di Marcello Giavarini a distanza di 2 anni dal suo ingresso nel mondo del calcio, il suo ingresso nell'Akragas. Giavarini ha detto anche che è disponibile a regalare le sue quote. Ricordiamo che Giavarini detiene il 65% delle quote societarie. Bisogna capire ovviamente in questo periodo chi potrebbe essere interessato a prendere queste quote. No, più che altro io credo che quello che sta succedendo in questi giorni, diciamo che appartiene un po' alla storia dell'Akragas e di Agrigento in generale. Chi tiene a questi colori, mi riferisco diciamo al singolo tifoso o al singolo cittadino insomma, che tiene all'Akragas, deve mettere in conto che può affrontare di questi periodi. Diciamo, è una società che nella sua storia non ha mai avuto pace, ecco, perché negli anni 60, negli anni 80, tanti fallimenti, tante cose, quindi oggi si arriva in un periodo in cui si fa la Lega Pro, in cui sembra tutto poter filare liscio, sembra essere un bel giocattolo, diciamo così, e poi avvengono queste cose che, come dire, da un lato sono improvvise, dall'altro lato però, ripeto, sembra una maledizione. Quando un tifoso dell'Akragas può godere dello spettacolo del grande calcio ad Agrigento, poi arriva sempre qualcosa che un po' destabilizza e ora, come dire, tutto è un grosso punto interrogativo. Cosa ti ha colpito maggiormente della lettera di Marcello Giavarini? Ma diciamo che tutto sommato me l'aspettavo, ecco, è una lettera che, come dire, dopo lo sfogo di Alessi, dopo quello che è successo, dopo il fischio finale di Akragas Messina, un po' mi aspettavo delle ripercussioni di questo genere. Tutto sommato è una lettera un po' che rispecchia il periodo che da un mese a questa parte si è instaurato. Forse la cosa che maggiormente colpisce è proprio come dire, una evidente stanchezza insomma, di Giavarini.
che oggi per esempio sentivo in una altra emittente una sua intervista in cui diceva io mi occupo di tante cose, non mi sarei mai aspettato che l'Agragas arrivasse a occupare quasi gran parte della mia giornata lavorativa, quindi qui era evidente, al di là di qualsivoglia causa, diciamo, che c'è dietro, però si evince una certa stanchezza, ecco, del presidente onorario. Sentiamo anche Gaetano Di Caro di Forza Agragas sulle decisioni di Giavarini e anche su Alessi che nel dopogara contro il Messina ha ventilato le probabili dimissioni dall'Agragas. Gaetano. Arrivano in un momento particolare della stagione, sicuramente dopo si era intuito che qualcosa durante questa settimana, comunque a breve, sarebbe arrivato, appunto anche dopo le dichiarazioni di Alessi nel post gara contro il Messina. Diciamo che Giavarini già era stato nell'intento di lasciare la società comunque a inizio stagione, ricordo quando c'è stata anche quella famosa conferenza stampa dove si era preso qualche giorno e poi è ritornato sui passi. Come hanno detto già quei colleghi, certo, una parte si potrebbe magari condividere la lettera scritta da Giavarini, altra no, in base appunto da quali punti di vista. Penso che comunque al momento bisognerebbe solo ringraziare Giavarini, al di là di tutto, perché comunque è stato quello che l'ha presa dalla Serie D, ha risanato dei debiti, la società comunque al di là della rosa è sana, non ha dei debiti ancora dietro le spalle. E quindi bisogna vedere se ci saranno ulteriori sviluppi. Vorrei sentire due grandi tifosi come Franco e Roberto. Allora Franco, che idea ti sei fatto ultimamente sulla vicenda Agragas? Allora, te l'aspettavi questa uscita di Giavarini? Io me l'aspettavo dopo le dichiarazioni di Silvio Alessi. Sì. Io do una lettura tutta mia, non so se è un po' fantasiosa, ma ho avuto l'impressione, sentendo le parole di Silvio, come se abbia fatto la prima mossa. Sì. Cioè il volere stuzzicare, perché è stato chiaro, cioè io mi sono rilette le dichiarazioni sia di Silvio che di Marcello Giavarini e ho avuto come l'impressione che Silvio abbia voluto, dicendo Giavarini assente, cioè, le altre cose si sa, giusto? E Silvio non è una persona che molla la spugna, che si scoraggia o che magari si fa, non dico intimidire, che magari certe critiche, giusto? Infatti si è un po' strumentalizzato il fatto i tifosi, non tifosi, questo diciamo è stata secondo me, ad un'altra lettura, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Non è stata la causa scatenante, perché non ci crederò che Silvio non abbia a cuore questi colori e la causa Agragas. Successivamente a questa dichiarazione di probabili dimissioni di Silvio, chiaramente Giavarini doveva rispondere. E ha risposto, ha fatto questa lunga lettera. Io l'ho letta e riletta più volte. Alcune cose, come dicono loro, siamo d'accordo e non le condividiamo. Cosa ti ha colpito della lettera di Giavarini? Guarda, alla città di Agrigento e ai tifosi biancazzurri? La prima, dico, parlare sempre degli stessi argomenti che già si sapeva l'anno scorso, anche quest'anno non sarebbe stato poi così diverso, quindi mi sembrano anche delle scuse, diciamo, un po' pretestuose. Ci sono sicuramente altri fatti gravi, altri fatti più importanti, diciamo, l'economia della società, danno economico di altre cose, entrate che diciamo, non sono quelle attese, questo ci può stare. Però, leggendola bene, non mi è sembrata, cioè una lettera fatta, come si dice, così di slancio, da lunedì a martedì subito la risposta, una cosa, mi è parsa una lettera ben preparata, predisposta da una persona che ha citato alcuni fatti, alcuni diciamo, meccanismi precisi. Per me è in atto una partita. Questa è la tua idea. Sì, sì. Roberto Arnone, altro super tifoso dell'Agragas, presente domenica in tribuna ad assistere alla partita contro il Messina. Prima di parlare di Agragas e Messina, anche a te ti chiedo un commento sulle dimissioni e disimpegno economico da parte di Marcello Giavarini. Lo ricordiamo, maggiore azionista dell'Agragas, che regala le quote societarie
per il bene dell'Agragas. Queste notizie sono delle notizie che rattristano me personalmente e penso tutti gli agrigentini, perché io non voglio entrare nel merito dei dirigenti Silvio Alessi o Giavarini o Tirri, perché non è mio costume e non sono, penso, la persona adatta. Io da tifoso e da agrigentino sinceramente sono amareggiato e dispiaciuto, perché oggi l'Agragas è il patrimonio di una città che non offre niente, ultima in tutte le gradatorie, e semplicemente da buon tifoso dico, pensare una domenica senza l'Agragas che perde la Lega Pro, non voglio neanche pensarci, perché è una cosa triste e sinceramente mi auguro con tutto il cuore che tutto possa rientrare dopo questa tempesta, ci possa essere il sole e che i dirigenti possano fare tutti un passo indietro per il bene dell'Agragas e per il bene della città. Sulla dichiarazione di Alessi invece, Roberto? Alessi che ha preannunciato mi auguro altrettanto, stimo che possa ripensarci, perché è il primo tifoso dell'Agragas, lo conosco, so l'impegno, la determinazione, la grinta che mette e l'amore che ha per questa maglia, per cui mi auguro veramente che anche il presidente Silvio Alessi faccia un passo indietro e tutto possa tornare nella massima serenità. Ce l'auguriamo tutti di cuore. Torno al direttore Schembri. Alessi, il presidente, ci è rimasto male domenica a fine partita, abbiamo tutti seguito la conferenza stampa, ci è rimasto male per quanto riguarda il mancato tifo dei sostenitori della curva sud, ma anche per qualche striscione e qualche insulto e offesa sui social network. Schembri. Sì, penso che siano stati un po' esagerati i tifosi, diciamo, a non sostenere la squadra, soprattutto in un momento un po' delicato, sì. Non solo societario ma anche appunto dal versante dei risultati, dove la squadra, lo diceva anche più volte mister Di Napoli, ha bisogno del 13° uomo in campo, appunto il supporto dei suoi tifosi. Ovviamente penso che il Presidente abbia parlato con il cuore aperto, ovviamente, cioè nel senso che abbia parlato di impeto subito dopo una gara pareggiata dove l'Agragas teneva tanto a fare risultato e quindi aveva la voglia di vincere dopo un digiuno ormai che manca dal 25 settembre, quindi la trasferta di Catania, la vittoria di Catania. Sì. Col grande gol di Zanini, ricordiamolo. E quindi diciamo, c'era questa grande voglia e quindi l'amarezza magari di non essere riusciti a vincere quella partita ha portato anche Alessi a quelle dichiarazioni, che voglio anche aggiungere una cosa, rispetto a quanto diceva, che condivido, dall'amico Franco. Io penso che quelle dichiarazioni di Silvio Alessi invece siano state a sua volta una risposta invece a qualcosa che già bolliva in pentola, cioè nel senso che secondo me sapeva che Giavarini era già intenzionato magari a fare un passo indietro e quindi ha anticipato quelli che potevano essere i tempi, ovviamente mettendo alla luce quelle che erano anche un po' le problematiche societarie, quindi ha parlato un po' con amarezza. Col microfono, Franco, col microfono, per favore. Devo dire che ha voluto con questa dichiarazione farlo uscire fuori, non che tutto rimaneva nel loro ambito, ma esci fuori e metti le tue carte sul tavolo. Sì, assolutamente, penso che sia stato infatti quello il senso dell'intervento. Mio malgrado comunque devo sottolineare che al di là di tutto i tifosi hanno una piccola responsabilità, che è quella appunto di non sostenere in toto una società che, lo diceva anche Roberto, è patrimonio di Agrigento, è patrimonio della nostra provincia, quindi non può perdersi questo patrimonio. Mauro, rispetto alla scorsa stagione, stesso periodo, stessa giornata di campionato, l'Agragas ha 4 punti in più rispetto alla squadra dell'anno scorso. E allora cosa non va, cosa non funziona? Anche nell'atteggiamento dei tifosi biancoazzurri, che vogliono sempre vincere, lo ricordiamo, lo ripetiamo più volte. Tutti ovviamente vogliamo sempre vincere, insomma è chiaro che tifoseria, giornalisti, chi tiene all'Agragas vuole che l'Agragas vinca ogni domenica, però al tempo stesso, appunto, come detto bene, rispetto allo scorso anno la situazione a livello sia di classifica che di sconfitta, insomma, è nettamente migliore, perché l'anno scorso ricordiamo che si perdeva puntualmente in casa era sempre, c'era un clima all'Essaneto molto più pesante rispetto a quello vissuto domenica, insomma, non c'è paragone, per cui è una situazione un po' surreale, perché come ho detto prima
alla fine c'è un progetto, c'è una società, c'è una squadra, e c'è anche stata comunque chiarezza a luglio, cioè dicendo Ecco, sì. puntiamo alla salvezza, quindi come dire, c'è qualcosa che sfugge, cioè nel senso ci sono tutte le tessere di un puzzle che sembrano composte e poi improvvisamente un colpo di vento e le carte si sono rimescolate, quindi per questo dico, è una situazione molto surreale. Io quando sono arrivato domenica allo stadio, vedendo quella parte di curva vuota, lì mi sono abbastanza impressionato e mi sono chiesto, dico, perché? Cioè nel senso, ricordo quando eravamo in eccellenza che la tifoseria diceva, il primo anno nel 2011-2012 si diceva la squadra vince di misura contro il Castellammare, quindi inutile andare allo stadio. Il secondo anno la squadra vinceva 4-5-0, quindi non c'era nemmeno motivo. Poi il primo anno di Serie D invece è stato un anno positivo a livello di pubblico, però dico, c'è sempre stato un motivo per cui questa squadra con i tifosi ha avuto un rapporto così a volte complicato, cioè a volte idilliaco con gli 8.000 contro il Savoia, ancora ci ricordiamo, a volte invece non si spiegano determinate cose, quindi ripeto c'è qualcosa che mi sfugge. Alla fine dico, come diceva anche Gaetano, non sembrano esserci problemi societari enormi a livello di debito, a livello di La altro. società è sanissima. Recentemente ha pagato anche gli stipendi ai giocatori, allo staff tecnico. Poi abbiamo un allenatore che magari qualche scelta può essere per quanto riguarda condivisibile o no, per un anche allenatore contributi. che sa di calcio, è uno che conosce molto bene il calcio e la categoria. Quindi ci sono, poi soprattutto io vedendo lo stadio, l'atmosfera di Agras Messina, ho pensato, dico, magari mi sono perso qualcosa e siamo ultimi in classifica, dico, perché sembrava che l'Agras avesse 0 punti. Si è stupito anche il presidente del Messina, dialogando con il presidente Alessi, gli ha detto: ma perché vi contestano? Allora cosa dovrebbero fare con me? Ricordiamo che ho speso una barca di soldi e sto lottando per la salvezza. Oggi siamo qui a commentare una società in cui tutti e due i presidenti sono sostanzialmente dimissionari. Quindi sembra una barca già affondata, ma in realtà ricordiamo che siamo in piena corsa per il nostro obiettivo. C'è il mercato di gennaio, la squadra potrebbe essere rafforzata e lottare anche per qualche altro obiettivo. C'è un passaggio che sfugge, cioè, è una situazione molto surreale. Allora parliamo di calcio giocato. Vediamo i risultati della giornata numero 14 in Lega Pro Girone C, tanti risultati a sorpresa, la sconfitta casalinga della Juve Stabia, capolista, contro un fortissimo Lecce. E allora questi risultati: Akragas Messina 0-0, Casertana Siracusa 2-0, Cosenza Monopoli 2-1, Fidelisandria Matera è terminata 1-0, Foggia batte Catanzaro 1-0 e balza in vetta al campionato. Fondi Paganese 3-1, continua a stupire la squadra dell'ex Agrigentino Tiscione. Poi Juve Stabia Lecce, il big match 2-3, Regina Taranto 2-2, Vibonese Melfi 1-1, Virtus Francavilla Catania 1-0, Zola per la Virtus Francavilla al 92esimo, sconfitta importante e pesante per la squadra di mister Rigoli. Ecco la classifica del campionato di Lega Pro Girone C dopo 14 giornate. In testa 3 formazioni, le squadre che hanno speso di più finora: Lecce, Juve Stabia, Foggia a quota 29, un trio di formazioni davvero straordinario. Poi Matera 26, Cosenza 23, Francavilla 21, Fondi e Casertana 20 punti, Monopoli 19, Andria 18, Catania 15 punti, Messina, Paganese, Siracusa, Akragas, Vibonese 14, Regina e Taranto 12, Melfi 11, ultimo il Catanzaro con 9 punti in classifica. E allora partiamo dai tifosi, Roberto e Franco, che hanno seguito la gara Akragas Messina. Voglio il vostro commento. 1-0-0. Non divertente la partita, l'Akragas ha avuto 2 nette occasioni per sbloccare il derby, il Messina una clamorosa palla gol nel primo tempo con il centravanti Pozzebon. Giusto il pareggio, Roberto? Resta l'amara in bocca, giusto il pareggio, perché purtroppo
non lo scopro io, l'Agragas in casa quando deve imbastire il gioco, deve fare manovre, è in difficoltà. Sicuramente dico, non sono un tecnico, non è un compito mio, però qualcosa al centrocampo a noi manca, perché Gomez in avanti sta giocando bene, le ultime 4 partite secondo il mio punto di vista è stato il migliore in campo, però soffriamo maledettamente a centrocampo, che arrivi il Melfi o il Catanzaro che è ultimo in classifica o arrivi il Foggia, noi a centrocampo siamo quasi inesistenti. Sicuramente bisogna correre ai ripari, ma sono sicuro che con 2-3 massimo innesti noi possiamo fare il nostro campionato, che è quello di mantenere la categoria, e per Agrigento è come vincere il campionato, lo scudetto, un patrimonio. Franco Broccoleri, su Akragas Messina, anche tu eri in gradinata a seguire la partita dei biancazzurri contro i peloritani, questo 0-0, come lo commenti? Ma è stato un pareggio tutto sommato giusto, Sì. Perché non abbiamo, a parte di 2 azioni... Diciamo, Anche il terreno di gioco sì, ridotto ai limiti della praticabilità ha influito molto sul gioco delle 2 formazioni. Però non è stata una grandissima partita, non è stata una delle migliori che abbiamo fatto. Concordo con Roberto, a centrocampo io, anzi direi di più, è come se giocavamo con un buco a centrocampo, cioè c'era la difesa, c'era la difesa e l'attacco. Comunque il centrocampo del Messina è un centrocampo di altissimo livello e spessore, con gente che ha fatto anche la Serie B. Diciamo che non c'è stata la partita che ci aspettavamo dai ragazzi, la partita alla morte, perché il derby è Il tutto. cuore oltre l'ostacolo. E quindi, non so, forse magari sono un pochettino, non dico deconcentrate, perché l'impegno c'è sempre, quello si vede. Ma come ho detto domenica, commentando con gli altri tifosi, le partite non si vincono con l'impegno, ma si vincono con i gol. Assolutamente sì. Sentiamo Gaetano Di Caro, che ha seguito per Forza Akragas la partita Akragas-Messina. Per l'Akragas 7° pareggio in casa su 8 partite, vittoria contro la Virtus Francavilla e poi tantissimi pareggi. Gaetano, non si perde in casa, questa è una bella notizia comunque, importante. Sì, non si perde, però manca si vince. ovviamente manca quella vittoria che darebbe morale alla squadra e morale anche appunto ai tifosi stessi. Certo, sì. Penso che domenica il pareggio sia stato assolutamente giusto, perché da parte del Messina comunque non si sono viste grandissime occasioni. Noi comunque ne abbiamo avute di importanti, forse solo 2, con Gomez e il colpo di testa di Carrillo nel secondo tempo. Fuori di pochissimo, sì. Ma poi purtroppo il pari è giusto. La classifica, con tutto che non vinciamo da 2 mesi, siamo ancora lì, perché purtroppo il girone, anzi purtroppo, veramente per nostra fortuna il girone è molto più equilibrato, e anche il campionato si è abbassato rispetto allo scorso anno. Il livello del campionato. Certo, adesso bisogna vincere, perché comunque come abbiamo visto, ad esempio il Francavilla, anche lo stesso la Fides Andria, che comunque qualche giornata fa navigavano nelle zone basse della classifica, con 2 risultati positivi si trovano lì nei playoff. Nei piani alti della classifica. Mauro Indelicato, su Akragas Messina, che gara hai visto? No, diciamo che a vincere... Cosa salvi della partita dei biancoazzurri? No, della partita dei biancazzurri salvo comunque la determinazione, perché l'impegno c'è stato, era... Al termine della gara, Mauro, applausi da parte dei tifosi della Gradinata nei hanno confronti dei applaudito. biancoazzurri, che hanno veramente giocato una partita alla fine con tanta determinazione. Sì, e sono applausi comunque meritati, perché a livello, come dire, anche disciplinare i ragazzi sono encomiabili, cioè comunque non vedo gente svogliata in campo, tutt'altro. Ci sono dei limiti di questa squadra che sono rintracciabili al centrocampo sicuramente, perché l'anno scorso a gennaio, per esempio, il campionato ha avuto una svolta sia perché Rigoli ha dato una identità alla squadra, ma anche perché l'aggiunta di Giurgerov al centrocampo Muscat in difesa, con Visente poco avanti dalla difesa, con Zibert che ha trovato il suo ruolo grazie a questi innesti, è chiaro che la squadra ha avuto una sua fisionomia a centrocampo. Qui il centrocampo manca, quando manca il centrocampo diciamo che
sia la difesa che l'attacco devono fare il 60%, 70% del lavoro in più. Infatti Longo, io ho visto Longo che spesso era in area di rigore nostra a difendere, va a prendere il pallone molto ma molto indietro e quindi non può sfruttare le sue qualità in avanti. Grande sacrificio anche da parte di Longo. Quindi su Sì, questo quindi dico, salverei questo, poi per il resto insomma è chiaro che secondo me è un pareggio a livello di risultato abbastanza giusto. Come hai visto il Messina invece, Mauro? Ma non mi ha entusiasmato più di tanto, è venuto da Agrigento per prendersi il pareggio. Il punticino, infatti vedevo anche Lucarelli raggiante in sala stampa, ha elogiato Agrigento, il pubblico, quindi tanto di cappello a un signore della Serie A. Però quando ha detto potevamo anche vincerla lì, insomma, in realtà è venuto qui per il pareggio e ha preso il Ai punticino. punti ha detto il Messina avrebbe meritato. Beh, insomma, non sono molto d'accordo su Nemmeno io sono d'accordo, assolutamente no. 2 palle gol per l'Akragas, 1 per il Messina. Pareggio giusto. Sì, pareggio tutto sommato giusto. Difesa che non subisce gol, che continua a essere uno dei punti di forza dell'Akragas, Siracusa togliendo, perché la trasferta di Siracusa è stata sotto il profilo dei gol subiti devastante per l'Akragas. Francesco, l'Akragas che porta a casa un altro punto, muove la classifica, manca la vittoria, il tuo commento? Guardando la classifica non possiamo che notare, come più volte abbiamo sottolineato nelle settimane scorse, che comunque è una classifica abbastanza corta, quindi bastano una vittoria, 2 vittorie nell'arco di 2 settimane per smuovere completamente quelli che sono gli equilibri, quindi dalla zona playoff passare dalla zona playout e viceversa. Il pareggio contro il Messina secondo me è stato il punteggio più giusto, più corretto anche per quello che si è visto in campo. Lucarelli, tu dicevi benissimo, in sala stampa diceva che ai punti avrebbero meritato loro la vittoria. Io non lo condivido affatto questa sua analisi, anche perché l'Akragas secondo me ha mostrato grande grinta, grande determinazione, forse anche più voglia di riuscire a conquistare 3 punti, cosa che al Messina invece è venuta da Agrigento con secondo me la voglia appunto di pareggiare, cioè cercare quel pareggio e di non deludere. Per cui alla fine un risultato giusto, però quello che più mi fa piacere nel vedere l'Akragas è l'attacco, un attacco che sembra essersi finalmente sbloccato con Gomez. Longo ha fatto anche un'ottima prestazione, l'abbiamo visto più volte dare dei palloni a Gomez che lo hanno quasi portato verso il gol, quindi questo è un dato abbastanza positivo, al di là della difesa che, come sottolineavi tu, è il punto forte di questa squadra. Franco, il tuo pupillo Cocis, finalmente lo hai visto giocare dall'inizio all'Esseneto. Che giudizio puoi darmi sulla prova del giovanissimo argentino Cocis? Bene, penso che da quando ha cominciato a giocare spesso riesce a dare all'attacco quella verve che forse imprevedibilità. Manca. Sì. Riesce, diciamo, non è riuscito a spaccare la partita come a Siracusa, però diciamo fino a quando ha giocato... Il campo non l'ho favorito perché Cocis è molto tecnico come giocatore. Tecnico, sì. Però voglio dire, ha fatto la sua buona prestazione, penso che giocando più spesso non può fare altro che migliorare sicuramente. Roberto Arnone, ti chiedo un giudizio complessivo sull'Akragas, squadra molto giovane, lo ha detto fin dall'inizio la dirigenza, costruiamo una squadra per ottenere una tranquilla salvezza spendendo poco, tanti giovani di belle speranze. Qual è la tua idea su progetto Akragas? Ma come hai detto tu, non voglio essere ripetitivo, la società quest'estate è stata molto chiara e anche corretta. Io non mi sento per niente preso in giro, perché hanno detto che essendoci un budget molto ristretto si sarebbe costruita una squadra di giovani con l'intento e il chiaro obiettivo della salvezza. Detto questo, io penso che a parlare per distruggere siamo tutti bravi, siamo tutti allenatori, siamo tutti tecnici, siamo tutti arbitri e giornalisti, per cui io penso che guardando società blasonate come Taranto, come Reggina, come Casertana, Foggia, Lecce, vi dico, e vedendo anche la classifica, dico, la bacchetta magica non ce l'ha nessuno. L'Akragas ha costruito una rosa di 20 giocatori tutti giovani, si sa che magari non tutti fanno al caso dell'Akragas, sicuramente a gennaio con qualche innesto noi possiamo ingranare quella marcia e raggiungere questo benedetto obiettivo che è la salvezza, che per noi, ripeto, è un grandissimo patrimonio, perché Agrigento, che ultima sotto tutte le sfaccettature, forse anche come
come pubblico e come tifo, perché dobbiamo crescere tantissimo. Voglio fare un passo indietro tornando alla partita di domenica, Davide. Sì. Sono queste le partite, essendo proprio un derby, dove il 12° uomo in campo deve essere il pubblico, deve essere il tifo, devono essere gli spalti che devono tremare. Poi se c'è da fare una contestazione, se c'è da fare una polemica, si fa in altri ambiti, ma la squadra va incoraggiata, come hanno detto gli amici qui presenti, proprio perché durante gli allenamenti, durante la settimana lavorano sodo, seriamente, per cui il pubblico deve essere il 12° uomo in campo. Gaetano, per le altre siciliane è andata davvero male, sconfitta del Catania al 92esimo contro il Francavilla. Catania in superiorità numerica con l'uomo in più ha perso nel recupero della sfida contro la Virtus Francavilla, mentre il Siracusa ne ha beccati 2 dalla Casertana, 2-0. Gaetano. Francavilla che noi abbiamo battuto. Eh sì, è un torneo davvero imprevedibile. E questo il girone C è imprevedibile, basta vedere dalle le zone alte le zone basse. Juve Stabia, capolista, che perde in casa 3-2 contro il Lecce. Che tra l'altro vinceva comunque 2-0, Foggia che vince 1-0 contro l'ultimo in classifica, Catanzaro soffrendo. Per questo io dico comunque questa squadra ci credo molto, come diceva anche Roberto. Non posso rimproverare nulla, ovviamente Giavarini ed Alessi, perché sono stati comunque chiari, non hanno detto noi quest'anno facciamo una squadra, saliamo in Serie B, hanno detto noi ci dobbiamo salvare, dobbiamo anche mettere all'ultima giornata, soffrendo ma salvarci all'ultima giornata. Per chiudere lo scorso anno con una squadra molto ma molto più forte abbiamo ottenuto la salvezza alla penultima giornata. Se quest'anno si verificasse anche la stessa cosa, anche all'ultima giornata, io comunque metterei la firma. A noi quello che conta è salvarci, che poi sia la penultima, sia l'ultima, la terzultima, quello non conta. Franco vuole intervenire? Io Prego. Volevo aggiungere una cosa. Sì. Inutile ripetere quello che ha detto Roberto e Gaetano, che condivido pienamente. Io aspetterei, o meglio, è la mia intenzione, e lo confermo, eviterei di fare critiche e fare richieste in tempi, diciamo, non adeguati, nel senso che, come dicevano loro, la società aveva detto fin dall'inizio che aveva un budget ridotto, il massimo che si è potuto fare da questa squadra di ragazzi, e che si sarebbe aspettato il mercato di gennaio per vedere cosa era necessario. Ora, fino a quel momento io non mi sento di criticare. Anche Giavarini ha promesso ai tifosi a gennaio eventualmente interverremo sul mercato. Ho avuto modo io con altri tifosi di Avete avuto una cena con il presidente Giavarini e durante la cena... La cena no, perché un incontro. Fatto un po' fantasia. No, l'abbiamo invitato a fare un brindisi a fine... chiedo scusa, un brindisi. Sì. E quindi diciamo poi durante quel brindisi praticamente ci ha fatto delle dichiarazioni e ci ha detto che il mercato sarebbe intervenuto, ma la stessa cosa l'ha ripetuta Tirri ultimamente in un'intervista. È vero, durante la conferenza stampa. Quindi che cosa manca? Perché ha promesso che sul mercato l'Akragas farà il suo dovere per rafforzare la squadra. Che cosa manca? E che cosa è stato richiesto anche dai tifosi? Secondo me è mancato un po' di dialogo o una comunicazione un po' più efficace per rasserenare un po' gli animi, perché i tifosi con queste poche vittorie che ci sono state si aspettavano un po' di certezza per il mercato, non per il futuro. Quindi questa comunicazione più adeguata e veloce sicuramente. Magari domenica non sarebbe successo quello che è successo. Certo, poi chiaro. Sono intervenuti altri, queste ultime 2 fulmini di Alessi e di Giavarini che complicano la situazione. Io penso che sia il momento più delicato della Lega Pro dell'Akragas. Schembri, i consigli degli acquisti, i consigli per gli acquisti da parte tua alla società?
per il mercato di gennaio, secondo te? Sicuramente Ecco, questo piccolo gioco, dai. è stato già ampiamente detto anche dai colleghi e dai tifosi, ovviamente. Rafforzare il centrocampo. Rafforzare il centrocampo Ci siamo. sicuramente. L'infortunio di Scrugli non è anche da sottovalutare. E Tirri ha assicurato che vi sarà un sostituto di Scrugli. Sì, e anche le condizioni di Marino sono da valutare. Io non so ora l'entità dell'infortunio, quanto Marino potrà. ha ripreso ad allenarsi, fa un lavoro personalizzato, Quindi buona potrebbe notizia. essere disponibile anche per domenica. Il capitano è molto molto carico. L'importante- Zagnini dovrebbe recuperare per domenica, quindi Marino, ricordiamo, è un perno ha della subito difesa, una quindi è microfrattura ad uno. un piede e sta lavorando per recuperare il prima possibile. Tra l'altro è uno dei senior che ha meglio figurato in questo inizio di campionato, quindi è un 3 gol in recupero stagione. importante. Assolutamente, quindi diciamo che al di là dell'infortunio La di Scrugli, difesa comunque quindi, è a posto. sì, al di là di questo, quindi diciamo che qualche innesto ovviamente al centrocampo e perché no anche un attaccante di peso. Un attaccante di peso, e questo è il tuo suggerimento alla società. Mauro Indelicato, sempre sul mercato eventualmente dell'Akragas di gennaio. No, allora, diciamo, posso dire quello che ho detto prima e come si è detto qui in studio, cioè l'emergenza è al centrocampo, è lì che davvero manca diciamo, una persona che faccia da collante e che se per esempio si deve impostare un gioco difensivo, manca una persona che riesce a far salire la squadra. Se si deve impostare un gioco più offensivo, manca una persona che riesce a costruire il gioco, quindi bisogna individuare, e penso che Tecnico e Tirri da questo punto di vista ne abbiamo già parlato abbondantemente, una persona che faccia al caso, comunque dei giocatori più che una persona che facciano al caso, diciamo, di questa situazione. Poi non dimentichiamo anche gli acquisti tra virgolette che abbiamo in casa, cioè nel senso un Cocis che può crescere, un Gomez che trova la via del gol, sarebbero acquisti a costo zero, sostanze che abbiamo già in casa per gennaio. Ora la scommessa sta diciamo nell'isolare la squadra rispetto a quanto sta succedendo E fuori sta dal accadendo campo. questo perché la squadra Sì, il si mister sta ha molta isolando, esperienza da è questo punto di vista. concentrata. Abbiamo evitato anche di ospitare giocatori dell'Akragas perché si stanno allenando con la No, massima su questo determinazione. di Napoli è una Stanno garanzia. cercando la giusta concentrazione perché vi sono due trasferte difficili. Di Napoli è una garanzia da questo Domenica punto di contro vista Paganese, perché poi sabato contro la Casertana. Di Napoli, ripeto, è uno che sa fare molto gruppo e sta da tanto tempo nel mondo del calcio, quindi sa come gestire questa situazione. Da questo punto di vista è una garanzia. Ora abbiamo 2 trasferte di fila e quindi è chiaro che la concentrazione... 2 scontri salvezza molto Sì, importanti. anche a livello logistico, insomma, anche fare 2 trasferte di fila è abbastanza stancante. Insomma. Franco Roberto, è ancora presto per dirlo, ma chi lo vince questo campionato di Lega Pro? Chi andrà in Serie B, secondo Franco? Guarda, secondo me la lotta è già lo dice. Anche se poi a gennaio con gli acquisti vi sarà un altro ci può campionato, essere, inizia un altro campionato. qualche cambiamento chiaramente anche per loro. Ma penso che Juve Stabia, Lecce, Foggia e Matera sono le candidate. che hanno una Anche spanna perché- in più rispetto alle altre. Anche perché se tu fai caso, a parte queste squadre, le altre, queste 4 squadre, le altre diciamo sono sullo stesso livello quasi. Sì. Noi ce la vedremo con 8-9 squadre per la lotta perché il campionato è molto equilibrato, ci sono diciamo 3 fasce, c'è la fascia alta, la fascia centrale e poi questa fascia di 10 squadre dove siamo noi. E come diceva Gaetano, fortunatamente che quest'anno il livello si è diciamo, abbassato di molto e noi non siamo tanto diversi diciamo, dalle squadre, dai nostri competitor, diciamo. Possiamo farcela. La tua Con favorita per il salto di categoria, anche a simpatia? Ma a simpatia... Perché adesso si apre il mercato e sicuramente Lecce, mi piacerebbe, Stabia, Foggia e Matera faranno. mi piacerebbe il Lecce, mi piacerebbe. Il Lecce, che possa tornare in in Serie B. alternativa, sì, in alternativa il Foggia. Lecce Akragas 13.000 spettatori, Sì, da brividi quel giorno, quella serata. Ma bisogna vedere anche il pubblico che c'è ogni partita, cioè, loro hanno una costante, chiaramente sono abituati ad alti palcoscenici e quindi è normale per loro. Noi diciamo fortunatamente questi primi 2 anni ancora ci siamo, speriamo di rimanerci. Senti Franco, sul Catania invece, il Catania di Pino Rigoli, una squadra almeno sulla carta fortissima con giocatori che hanno fatto anche la Serie A, che balbetta, vince 2 partite consecutive e poi cade
contro la Virtus Francavilla, giocando anche con l'uomo in più, subendo al 92esimo il gol della vittoria della Virtus Francavilla. Catania che ha provato a vincere quella partita. Era meglio forse portare a casa il pareggio? Ma sì, forse bastava un po' di umiltà, c'è qualche cosa di strano in questo campionato del Catania. Come dici tu, ha una rosa di tutto rispetto, forse di più. Giocatori di altissimo livello, spessore. E stranamente Rigoli non ne sta venendo a capo. Alle volte sembra che, non dico tutti, ma qualche calciatore del Catania giochi contro, non so per quale motivo. E questa è la tua... Ma io penso di sì, ho letto visione del Catania? Sì, ho letto molti commenti dei tifosi, di critiche verso Rigoli, di critiche verso altri calciatori. Io penso che qualche cosa non fili per il verso giusto. Rigoli comunque rimane un grande allenatore. Assolutamente sì. Non si mette in discussione. Sì. Non è in dubbio, lo sappiamo meglio di noi, penso non lo possa sapere nessuno. Microfono per Roberto Arnone, stessa domanda, su per giù, la tua favorita per il salto di categoria. Tu che segui il torneo di Lega Pro, il campionato di Lega Pro, gennaio riparte un altro campionato con gli innesti, si vocifera di una Juve Stabia che vorrebbe fare 4-5 innesti per provare a vincere il campionato, ma è il Lecce la squadra che sta spendendo di più, che ha già speso di più. Hai detto bene Davide, a innesti di partenza le squadre erano quelle che sono le prime 4 della classifica, Lecce, Foggia, Matera e Juve Stabia. Naturalmente gennaio sarà un altro campionato perché chi spenderà di più e azzeccherà i colpi, perché a volte non significa spendere tanto, chi indovinerà i giusti giocatori, gli acquisti, avrà quella marcia in più. Però io vedo Lecce e Foggia un po' davanti rispetto a Matera e Juve Stabia, sì. E tra l'altro le prime 4 della classifica verranno a giocare all'Esteneto il giorno di ritorno. Avremo in casa il Lecce, la Juve Stabia, il Foggia, Matera. Tra l'altro il Lecce il 30 di dicembre. Torniamo Io sono già emozionato ad assaporare queste partite. Bravissimo Davide, io già sono emozionato alla pelle d'oca solo a pensarci. Il 30 dicembre Akragas Lecce. Non voglio essere ripetitivo, però io ho paura che quando poi ci svegliamo è troppo tardi. Molti dimenticano che la Lega Pro, l'Ex Serie C, una volta è la terza serie dei professionisti, Serie A, Serie B e Serie C, e per Agrigento è un traguardo immenso, grande, per cui cerchiamo di stare tutti uniti e tenercelo stretto. Remare tutti dalla stessa più volte ha ribadito anche il nostro mister. Dico, i problemi ci sono in ogni famiglia, ci sono in ogni squadra e in ogni società, però dico, cerchiamo di stare tutti uniti e sperando che l'Agragas possa continuare in questo grandissimo campionato della Lega Pro. Schembri, come detto, le prime 4 verranno a giocare all'Esteneto nel giorno di ritorno. Sì, verranno a giocare nel girone di ritorno ad Agrigento e quindi quale migliore occasione per i tifosi per dare una risposta a quest'Agragas, quindi grandi piazze ovviamente che raramente si sono viste ad Agrigento. Proveremo a dare del filo da torcere a queste squadre blasonate. Assolutamente, del anche calcio perché la considerazione italiano. che ho più volte fatto è quella che l'Agragas paradossalmente sembra aver dato le migliori prestazioni con le grandi. Si quindi, esalta con le grandi. Perché no? Può essere un dato da non sottovalutare questo, quindi può essere, e ci aspetteremo magari di vedere una grande Agragas e perché no vedere anche delle vittorie. Allora, proiettiamoci adesso sul prossimo turno del campionato di Lega Pro Girone C, la giornata numero 15, vediamo il quadro degli incontri: Catania Vibonese, poi Catanzaro Regina, Fidelisandria, Virtus Francavilla, Foggia Casertana, Matera Juve Stabia, sfida da non perdere, poi Melfi Monopoli, Messina Fondi, Paganese Akragas, Siracusa Cosenza, Taranto Lecce. Akragas dunque che prepara la partita contro la Paganese, in programma domenica prossima alle ore 16:30 sul campo di Pagani. Akragas che si allena a Fontanelle, vediamo anche un contributo filmato e ne parliamo in studio con i nostri ospiti. Mauro Indelicato, Akragas che si prepara alla battaglia di Pagani, una gara dove è vietato ancora una volta sbagliare, perdere punti. Ecco intanto gli allenamenti a Fontanelle. Credo che la squadra si concentrerà molto bene, anche perché Pagani è un campo che l'anno scorso ha portato fortuna, perché abbiamo vinto, c'era ancora le Grottaglie, è stata forse l'ultima vittoria di Le Grottaglie, ma diciamo che la Paganese ha un impianto di gioco molto simile al nostro,
quindi sarà una partita molto equilibrata e vincerà chi saprà tenere i nervi più saldi. E comunque diciamo che se l'Akragas riesce in qualche modo a mantenere un certo equilibrio, secondo me possiamo portare a casa la partita, e vincere è importante perché è una cosa che diceva lo scorso anno sempre Rigoli: quando c'è una crisi l'unico modo per spazzare la migliore medicina è il lavoro, ma soprattutto vincere le partite. La vittoria. Se riusciamo a sbloccarci, secondo me anche a livello societario le cose potrebbero cambiare, perché in questo momento il clima societario è figlio un po' di questi malumori giustificati o non che ci sono. Vincere darebbe una boccata d'ossigeno e spazzerebbe via un po' le polemiche. Abbiamo due trasferte campane, la Campania sappiamo insomma calcisticamente è una terra molto molto difficile, però da un lato ripeto, contro la Paganese secondo me abbiamo delle chance importanti se giochiamo molto concentrati. Magari contro la Casertana possiamo sfruttare la voglia di rivalsa di chi l'anno scorso c'era, perché la Casertana sia in casa che fuori casa l'anno scorso insomma ce le ha date, ne ha fatte 4, quindi magari questo potrebbe essere, come dire, un motivo in più per cercare di vincere. Poi dopo queste due trasferte si ritorna Cosenza in casa di martedì prima dell'Immacolata, poi si va in casa dell'attuale capolista Juve Stabia. Sì, dobbiamo assolutamente stringere i denti, ci sono 3 partite di fila molto molto importanti, ma dico, al di là di tutto l'Akragas, come ho detto all'inizio, è ancora in gioco, siamo lì e dobbiamo concentrarci per vincere. Conosciamo la Paganese con Gaetano Di Caro, che ha studiato un po' la formazione avversaria. I numeri della Paganese quali sono, Gaetano? La Paganese è una squadra che comunque ha gli stessi nostri punti in classifica, ha uno dei migliori attacchi del girone, con 18 gol fatti. Hanno dei giocatori lì in avanti come Herrera, Reginaldo che gioca in Serie A, Jungo, Marruocco, gioca se non sbaglio anche l'ex Akragas Juan Mauri. Sì. Però segnano tanto ma subiscono anche tanto, 16 reti. E in casa sono una squadra che comunque ha bloccato squadre come Francavilla, Foggia, hanno battuto il Taranto. Diciamo che è una squadra che è già da parecchi anni in Lega Pro, ha un allenatore come Grassadonia che conosce molto bene questa categoria nonostante sì, la sua giovane età. Diciamo che per queste due trasferte appunto campane sono abbastanza fiducioso, perché a parte, secondo il mio punto di vista, quelle 4-5 squadre che stanno lì sopra, o almeno gli metto comunque tra le prime 4, ne metto anche il Catania. Penso che poi comunque tutte le altre l'Agras se la gioca alla pari. Roberto Arnone, un tifoso, si augura ovviamente che l'Akragas possa fare il blitz, come ha detto in questi giorni anche il mister di Napoli alla squadra: andiamo a fare il blitz a Pagani. L'Akragas può fare il colpaccio? Ha gli uomini, ha anche la voglia, la determinazione, deve avere la voglia e la determinazione per portare a casa i 3 punti? Secondo me sì, perché vista l'Akragas in questo quasi fine girone andata, giusto? E abbiamo visto che mentre in casa ha difficoltà perché deve impostare il gioco, fuori casa, dove non ha l'assillo di vincere, dove non magari è più tranquilla, più serena nel giocare, abbiamo visto che fuori casa riesce a sfoderare delle prestazioni sicuramente migliori, dove sta nella sua metacampo, è l'avversario che deve fare gioco e l'Akragas riesce meglio. Io sono fiducioso per queste 2 trasferte. Franco, e allora si va a Pagani, domenica ore 16:30, Paganese Akragas, è una sfida a salvezza, in palio punti importanti per la permanenza in Lega Pro. Io partirei da un dato: giochiamo meglio fuori che in casa. Questo diciamo può farci ben sperare. Abbiamo fatto delle bellissime prestazioni, non ultima quella di Siracusa.
perché abbiamo visto che fin quando siamo arrivati al 2-0 abbiamo giocato alla I grande. primi 35 minuti di grande calcio. Poi non so cosa è successo, dico, speriamo che non abbiano di nuovo questo vuoto di prestazione, magari Di concentrazione. di concentrazione, certo, sì. Ci può anche stare. che Di so, superficialità. cosa è successo, sì, ecco. O magari forse, come diceva il mister, magari hanno pensato che già erano Sicuri di diciamo, portare a casa sicuri la di vittoria. poter, sì, è così, la partita lo sappiamo che è sempre, fino al 90esimo è sempre in discussione, quindi sono fiducioso che possiamo fare un buon risultato. Schembri, su Paganese Akragas. Beh, non può sbagliare questa volta l'Akragas sicuramente, lo dicevo prima, è una vittoria che manca da fine settembre, quindi i tifosi più che altro sono vogliosi di poter tornare ad esultare e portare a casa i 3 punti. Un dato però da non sottovalutare è quello che gli stessi punti in classifica dell'Akragas e la Paganese però ha ben 8 sconfitte se non erro in questo campionato contro le 4 dell'Akragas, quindi ha il doppio di sconfitte. Perché non può essere questo un dato anche da sottolineare, perché gran numero di pareggi dell'Akragas e pochi invece quelli della Paganese, quindi tentare una vittoria, l'Akragas è nelle condizioni di poterla fare, partire da quei 35 minuti che dicevamo poc'anzi contro il Siracusa, dove Raffaele Di Napoli addirittura diceva essere sembrata quasi la Juventus di Conte, in sala stampa ha usato questa similitudine, quindi vedere quell'Akragas e poter riuscire a portare a casa un risultato sarebbe un gran successo. Ce lo auguriamo tutti di cuore. Adesso spazio al gioco indovina il risultato esatto della partita dell'Akragas. In tanti hanno partecipato al pronostico Akragas Messina, soltanto 8 hanno azzeccato lo 0-0. Qui sulla sedia ho i nominativi dei ragazzi che hanno indovinato, tra poco faremo l'estrazione perché sarà soltanto uno a vincere il gagliardetto ufficiale dell'Akragas in Lega Pro. Ma prima di fare il sorteggio voglio chiedere ai miei ospiti un pronostico sulla prossima gara dell'Akragas, Paganese Akragas. Comincio con Franco Brucolere che ha già il microfono in mano. Paganese Akragas come finirà? 1-0. 1-0 per l'Akragas, ovviamente, vuol dire anche il marcatore, ti va? È un gioco ovviamente. Ma io penso che segnerà qualche difensore nostro. Un difensore magari su calcio d'angolo, su palla inattiva potrebbe magari fare Marino se differenza. rientra. Ti aspetti una gara maschia, combattuta, oppure una gara tecnica tra due squadre che Guarda, ovviamente lottano per la salvezza? loro sicuramente è una squadra votata all'attacco, attaccheranno moltissimo, giusto? Quindi noi chiaramente giocheremo molto di contropiede. Sta a vedere se riusciremo a tenere questo ritmo per tutta la partita, dico, o che il mister non scelga di essere un po' più attendista. Staremo giusto? a vedere anche sulla formazione che manderà in campo il nostro allenatore. Sì, staremo a vedere se ci saranno questi rientri che ci sono mancati moltissimo, di Marino, di Zanini e altri, diciamo. Assolutamente. Roberto, il tuo pronostico su Paganese Akragas, pronostico secco? Vinciamo 2-1. 2-1, dunque partita combattuta con tanti gol, vittoria in rimonta dell'Akragas, oppure Akragas 1-0, poi 1-0, 1-1, 2-1. Stiamo sempre giocando, vuol dire anche il marcatore se ti va? Gomez e Longo. Gomez e Longo, 2 attaccanti che potrebbero fare la differenza in casa Akragas, in casa biancazzurra. Collega Schembri, direttore, allora Credo, giochiamo Franco, che l'Akragas può vincere 1-0 con il gol di Gomez. Gol di Gomez, bene, anche tu pronostici una vittoria dell'Akragas e gol dell'attaccante bianco-azzurro Gomez. Mauro Indelicato. Per me pure 1-0, però segna Carillo su calcio d'angolo. Già domenica Ha sfiorato il vantaggio. Quindi magari contro il questa Messina. volta c'entra meglio la porta e su comunque palla inattiva, secondo me, su calcio piazzato, secondo me. Dunque c'è massimo ottimismo tra i miei amici ospiti in studio. Anche equilibrio. Ce lo auguriamo di cuore che l'Akragas possa ottenere questi 3 punti fuori casa su un campo difficilissimo come quello di Pagani. Gaetano Di Caro. Stavo dicendo le stesse cose di Roberto, Sì. 2-1, io penso che segnerà Gomez perché viaggia appunto sull'onda dell'entusiasmo e poi anche Longo sia per il primo gol che speriamo arrivi al più presto in campionato e anche perché è un ex della gara, come chissà magari non si sblocca proprio a Pagani.
Roberto, ti puoi alzare un attimo, puoi fare tu il sorteggio, l'estrazione del fortunato vincitore del gagliardetto ufficiale dell'Acragas Calcio. Sono 8 quelli che hanno indovinato il punteggio finale Acragas Messina 0-0, sono tutti qui. Allora, a te l'onore di darmi il nome del vincitore che poi riceverà il gagliardetto. Eccolo qui, magari lo leggo io che ho il microfono. Allora, vince il gagliardetto dell'Acragas l'amico Calogero Battaglia. Complimenti di cuore, sarò io stesso a rintracciarti, a consegnarti il gagliardetto ufficiale dell'Acragas Calcio. Voglio anche annunciare chi ha indovinato il punteggio Acragas Messina. Giuseppe Terrasi, un altro che ha indovinato, che purtroppo non ha vinto il premio. Poi un altro che ha indovinato Acragas Messina, Giorgio Messina, ha indovinato Acragas Messina 0-0. Poi gli altri sono Giuseppe Schembri, ancora Calogero Cirlincione, e poi Simone Bruccoleri e infine Nino Volpe, l'amico Nino Volpe ha azzeccato Acragas Messina 0-0, e anche Matteo Camilleri, il nostro amico Matteo Camilleri di Pianeta Bianco-Azzurro ha indovinato Acragas Messina 0-0, ma il fortunato vincitore estratto da Roberto Arnone è Calogero Battaglia. Dunque Calogero Battaglia si aggiudica il gagliardetto dell'Acragas in Lega Pro. Complimenti di cuore. Allora, non vi ho detto, ma lo sapete, che a dirigere Paganese Acragas sarà il signor Nicoletti di Catanzaro, colui che ha diretto quest'estate Catania Acragas 2-0, espulsione di Tiago, 2 mesi di espulsione, 2 mesi di squalifica per Tiago Gazzetta Silva, un rigore non concesso all'Acragas che tutto il mondo ha visto, anche Catania, i tifosi del Catania hanno ammesso che c'era un rigore per l'Acragas. E allora, questa decisione, Francesco, te l'aspettavi? Tra l'altro di Catanzaro nel nostro girone, ultimo in classifica, arbitra Paganese Acragas. Che sia, diciamo, questa la volta buona che 2 mesi di squalifica per Tiago per una presunta testata, che poi non c'è stata, a un confronto abbastanza agguerrito di Tiago. Una grande assenza per l'Acragas, quella di Tiago. Infatti dal suo rientro abbiamo anche visto una migliore prestazione. Questa scelta della Lega Pro, come la giudichi, come la consideri? Mandare un arbitro che, diciamo, non ha... Sicuramente sì, non ha ben diretto Catania Acragas. Diciamo anche per il momento dell'Acragas, anche per quello della Paganese, non è una scelta così felice, appunto. Però ci tocca questo, quindi alla fine, diciamo, il risultato si ottiene sul campo, quindi speriamo che non ci siano episodi che possano appunto macchiare la prestazione dell'Acragas. Ce l'auguriamo di cuore. Appunto, ovviamente Nicoletti è un professionista, un arbitro professionista, però, quindi diciamo, farà bene il suo dovere in una partita molto importante. Scendere in campo con la migliore determinazione, quindi anche con la mente sgombra da questi possibili episodi è la migliore medicina. Mauro Indelicato, velocemente anche te sulla scelta di Nicoletti a dirigere Paganese Acragas, colui che ha diretto Catania Acragas con tante polemiche. No, beh, diciamo, quando ho sentito diciamo, questa notizia mi è venuta in mente, dico, la prossima ci mandano Colinucci. Il famoso Colinucci di Acragas e Ribera. No, però sì. A parte questo, poi io mi auguro che, come hai detto tu, Nicoletti faccia il professionista, quindi non abbia quel pizzico di, come dire, di rancore nei confronti comunque il suo è stato un arbitraggio che tutti hanno riconosciuto non buono, e quindi anche da parte del Catania, quindi mi auguro che questa volta si rifaccia e che l'Acragas acquisisca il suo risultato senza condizionamenti da parte degli arbitri. Ci manca solo questo in questo periodo. Gaetano ha studiato un po' Nicoletti come arbitro. Dopo Catania Acragas cosa ha fatto Nicoletti? Ha arbitrato anche altre partite, come lo giudichi? Che arbitro è? Ma se lo devo giudicare per la partita, quella di Coppa Italia, certamente insufficienza. Un rigore nettissimo per l'Acragas. Ma un rigore che... Su Salvemini, tra l'altro, se non ricordo male, 1-0, lì l'Acragas con un pari si qualificava, quindi magari oggi che ci sono le partite di Coppa Italia poteva giocare l'Acragas, magari non eravamo qui, eravamo allo stadio. Quindi speriamo che comunque non rifaccia di nuovo gli errori commessi a Catania. Purtroppo quest'anno ci è capitato, non è un alibi ovviamente, perché comunque indifferentemente noi dobbiamo vincere sul campo. Però comunque ci sono capitati qualche arbitro nel corso di questo campionato che, diciamo, ci hanno in un certo senso un pochettino danneggiato. Speriamo che ovviamente domenica non sia così.
Vorrei sentire i tifosi su questa scelta della Lega Pro di mandare un arbitro che ha già diretto l'Akragas e non proprio in maniera felice. Franco? La scelta di quest'arbitro è quantomeno poco opportuna. Sono d'accordo con te. Per tutti i motivi che hai detto tu. E di Catanzaro ultima in classifica, Akragas che affronta la Paganese. Io voglio essere positivo e dire che siccome siamo tutti uomini e sbagliamo, vorrei pensare che questo arbitro si è rivisto tutti gli errori che ha fatto in quella partita e in qualche maniera voglia, non dico compensare, ma quantomeno essere, diciamo, dirigere in maniera in questa partita essere impeccabile, e non casalingo come è stato con il Sono Catania. d'accordissimo con te, dirigere in maniera impeccabile la partita Paganese Akragas che mette in palio punti fondamentali per la permanenza in Lega Pro. Tu sei un arbitro e quindi sei colui che può darmi la migliore risposta. Ha detto bene Franco, mi ha rubato la battuta. Io non voglio difendere nessuno, però l'arbitro è un atleta. Sì. Come un giocatore una domenica può dare una prestazione al di sotto delle sue possibilità, così anche l'arbitro, perché l'arbitro è un atleta a tutti gli effetti. Che può sbagliare, una Perché persona può umana. sbagliare, ma è normale, è umano. Per cui una giornata no, bravissimo. Per cui Dare 2 mesi di squalifica a un giocatore che stava per cominciare la stagione, Davide, lì non voglio, di 2 giornate, 3 giornate, lì non a tempo. Non voglio entrare Abbiamo in merito. perso Tiago per 10 turni. Non voglio entrare in merito, no, perché bisogna vedere l'arbitro cosa scrive nel referto, quello che è successo. Sì. Bisogna C'è stato un faccia a faccia Tiago Nicoletti e Nicoletti ha scritto che c'è stata torniamo in pochi hanno visto. alla gara di domenica. Ogni partita ha una storia, l'Akragas deve entrare concentrata dal primo secondo fino al triplice fischio, dando il 101% e possiamo vincere la partita. Bene, siamo giunti al termine. Saluto e ringrazio Roberto Arnone, grazie di cuore, alla prossima. Grazie a voi Davide, grazie a tutti, grazie. Franco Bruccoleri. Posso... Cosa succede? Un extra, me lo concedi? Certo, ci mancherebbe. Io prima dei saluti vorrei fare 2 appelli. Sì, prego. Allora, uno a Silvio Alessi. Sì. Perché salutiamo affettuosamente, ci sta guardando. Assolutamente, io penso che velocemente... Guarda la telecamera, Silvio è lì. Allora, guardalo negli occhi a Silvio Alessi. Allora Silvio, penso di parlare a nome di un nutrito gruppo di tifosi, se non tutti quasi. Sei stato sicuramente l'artefice della Lega Pro e questo nessuno lo può, come si dice, contestare. Le offese personali non vanno mai fatte, quindi condanno in maniera, diciamo, decisa le cose che ti hanno scritto, le cose che ti hanno detto, e non si fa questo. Diciamo che possiamo solo dirti grazie. Fino ad oggi sei stata la nostra garanzia. Io personalmente l'ho sempre detto che anche quando c'è stato l'avvento di Giavarini, di persone, diciamo, non agrigentine, per me il fatto che tu sei rimasto ad Agrigento e dentro la società è la garanzia. Infatti anche l'anno scorso, in questo periodo, Silvio si è di nuovo, diciamo, messo in moto e ha condotto la squadra, diciamo, alla salvezza. Quindi ti chiedo di rinunciare a queste possibili dimissioni, anzi ti chiedo di scendere in campo in prima persona e, come sai fare, come hai fatto bene tutti questi anni, di riorganizzare le fila e portare a fine questa stagione. Non dobbiamo fare come nella ultima diciamo, trascorso della Serie C, che il secondo anno siamo scesi, ma scesi miseramente. Se dobbiamo scendere con onore. E poi il secondo appello lo voglio fare a Marcello Giavarini. Sì, prego. Perché Marcello Giavarini, secondo me, io ho avuto occasione di parlarci un paio di volte, 2 o 3 volte, non di più, ed è una persona che, diciamo, un tifoso, ha dimostrato molto entusiasmo e mi pare una persona che, diciamo, abbastanza signorile ed onesta. Ci metto la firma. Guarda, e ti dico che io aggiungo e me ne assumo tutte le responsabilità, è stato mal consigliato. Questo lo dico in maniera chiara e decisa. Ma l'appello che faccio a Marcello Giavarini è quello che, se lui ha deciso di andare via, bene, che vada via, ma che vada via in una maniera adeguata, cioè facendo un figurone come ha fatto fino adesso. Non dimentichiamo che con la sua venuta ad Agrigento noi abbiamo trascorso 2 anni, diciamo, di Lega Pro, e questo non è da dimenticare. Quindi un grazie a lui e un grazie a Silvio Alessi. Bene.
Grazie Franco per e i tuoi facciamo appelli. fare Forza Acragas. Sì, dico, inviterei per un po' di tempo di abbassare i toni, tutti noi, tifosi, giornalisti, qualcuno in società, e lasciamo lavorare i diretti interessati, perché solo loro sanno come stanno le cose e che, come si dice, la matassa la spiedo gli asteroidi. Grazie per la tua presenza qui a Osservatorio Acragas, ringrazio e saluto Gaetano Di Caro. Grazie Davide. Grazie e buon lavoro con Forza Acragas, e poi ringrazio i due direttori di Info Agrigento, Mauro Indelicato, grazie e buon lavoro. Davide, grazie a te. E grazie anche a Francesco Cristian Grazie, Schembi, buon lavoro grazie a te. anche a te. Grazie a tutti per l'attenzione e arrivederci, Forza Acragas!